Ascolti, ha sentito anche le interviste di questi giovani molto preoccupati, giovani che hanno sfilato? Sì. E c'è una disaffezione tale verso il mondo della politica che sembra di tornare indietro all'epoca di Tangentopoli, forse solo, e qui mancano i soldi, manca il lavoro, mentre nel 92 bene o male il lavoro c'era e il PIL cresceva. Beh, è un momento storico molto particolare, ci credo che la gente è arrabbiata anche perché la scorsa settimana il Presidente del Consiglio Letta ha preso in giro gli italiani dicendo che le tasse sono diminuite nel 2013 di fronte alle famiglie. E stessa dichiarazione. L'ha detto anche la CGIA di Mestre. Appunto, no, lo stavo dicendo adesso, Bortolussi l'ha detto. Sappiamo anche che fu candidato, voglio dire, per il centro-sinistra, per le regionali, quindi voglio dire, qualche dubbio può sovvenire. Un'associazione di categoria che dice certe cose e il Presidente del Consiglio ne dice altre, e comunque le famiglie italiane non hanno risparmiato nulla nel 2013, questo è garantito, non possiamo prendere in giro così la gente. Secondo lei quale soluzione si può adottare, visto che comunque le elezioni europee daranno uno scossone al sistema politico attuale? Intanto oggi Fassina si è dimesso perché io immagino che si sia dimesso mostrando anche un po' di palle, chiedo scusa per il termine, perché comunque si è sentito offeso giustamente da quello che dal è nuovo stato segretario, detto. Sì. Dal nuovo segretario del PD. Beh, ha fatto bene perché non può far parte di un esecutivo e prende in giro gli italiani. Certo. Bene, ringraziamo Giuliano Fogliani, linea alla redazione centrale.